Ecco a voi la piadina alla siciliana. È una ricetta senza glutine, realizzata con i nostri prodotti che trovate nel nostro sito. Oggi vi presento i miei collaboratori che sono la mia dolce giornalista Irene Cadrella, giornalista food and beverage, apprendista. e la mia dolce mamma, maestra di cucina. Marisa. Sono una mamma che cucina. Che è maestra pure. Cioè, è vero, maestra di scuola e di cucina. Irene, che ci vuole per fare questa ricetta? Allora, per questa ricetta ci vuole 2 cucchiai di olio d'oliva e 140 g di farina di ceci o gliceri in siciliano. Ricordatevi che questi nostri prodotti li potete trovare sul nostro sito. Poi 260 ml di acqua, del sale, come aromi noi per esempio usiamo la paprika. Per quanto riguarda il ripieno, vi consigliamo noi la nostra caciotta fresca che trovate sul nostro sito silcanisolidareshop.com, lo speck e la rucola. Dopo aver messo la farina nella ciotola, qual è la prima cosa che si fa, Robby? Mettere il sale. Noi mettiamo la paprika come aroma, voi mettete quello che volete. Ricordatevi 2 cucchiai di olio pieni, ci ricorda la nostra maestra Marisa. Mescola. E adesso la nostra acqua. Non tutte insieme. Mescola, altrimenti poi fai grumi. Deve Deve essere un impasto liscio. E aggiungere l'acqua piano piano. Adesso mettiamo la cuffia a Roberta. No, a Roberta non è cuffia per farsi la doccia. Queste sono le cuffie di cucina, ce l'ha insegnato la maestra Marisa. Guardate che bello. Sono più comode della pellicola. La mettiamo in frigorifero per riposare circa 30 minuti, una mezz'oretta. Irene, Mezz'ora è passata, adesso passiamo. ai pannelli. Oliamo la nostra padella antiaderente. Ricordatevi di usare quale, Robby? Il nostro olio spremuto a freddo. Un pochino con un tovagliolo togliamo quello in eccesso. Dobbiamo ungere la padella. Adesso che la nostra padella è oliata e calda, cominciamo a mettere l'impasto. Mi raccomando, deve venire sottile. Vedete come si mette? Come se fate dei cerchi concentrici. E poi si va allargando. Muovete la padella, ancheggiate. Il segreto per farla venire morbida qual è, Robby? Mettere il coperchio. Allora mettiamolo. 2 minuti per lato, ricordatevi. Rimettiamo il coperchio che è caldo. Spadelliamo. E ricordatevi che per mantenerla morbida occorre pure metterla sotto una campana di vetro oppure sotto una ciotola capovolta. Mettiamo il coperchio, sempre per mantenerla morbida. E adesso tocca a noi fare le nostre piadine. Vai Robby! Noi le facciamo con la nostra caciotta tagliata sottile, lo speck, adesso mettiamo la rucola, sale, pepe e l'olio, sempre il nostro olio. Wow Robby, chiudila, chiudila! E sistemiamola nel nostro piatto. Wow Robby. E adesso tocca a me, ricordatevi che Se lo sapete, possiamo fare a tutti. provateci. È chiaro che poi ognuno può fare le varianti che vuole. L'abbiamo scelto questo perché dà sapore, ma nello stesso tempo è delicata. È anche una ricetta svuotafrigo. E un filo di olio. Un filo d'olio. 3, 2, 1. Maestre, com'è venuta? Perfetta. Grazie. Provateci pure voi perché ci sono riuscita pure io. Mamma, Che spettacolo! meraviglioso a vedere e anche a mangiare, ancora di più a mangiare, provare per credere, È una ricetta ideale perché è senza glutine, senza lattosio e senza grassi idrogenati, quindi provatela perché è gustosa e nello stesso tempo leggera. E adesso il momento più Più bello importante. e più bello, qual è? L'assaggio. Ma mangiate voi solo? Ma mangiate solo voi due? Meravigliosa, leggerissima, vi ricordiamo che è una ricetta senza glutine, buonissima con la farina di Non ceci. ci parlo a tutti. Non si può levare di mucca, tradotto, non si può levare dalla bocca. Ci leggiamo le mani, le dita delle mani. Già sta finendo. Trovate i nostri prodotti sul sito silcanisolidareshop.com. Seguiteci sui nostri social, mettete un like, un commento e condividete. E soprattutto Spadicciate e scrivete le vostre varianti. commentate, mi raccomando. E ricordatevi che questa è una ricetta svuotafrigo. Mandateci le vostre varianti, vero Robby? Che noi le faremo. Fateci sapere pure se vi piace. Certo, anche quella che abbiamo usato noi. Ciao! Ciao!